All'indomani delle dichiarazioni del presidente del Porto Musolino dopo la bocciatura del bilancio per il secondo anno consecutivo, le reazioni del mondo politico a partire da quella del candidato sindaco Baretta. La bocciatura del bilancio del Porto entra in Consiglio regionale, le opposizioni annunciano la presentazione di interrogazioni che passano luce sulla vicenda. All'inizio della prossima settimana il Veneto renderà note le nuove linee guida, trasporti e case di riposo, l'annuncio del presidente dell'unità di crisi di Marghera. E sono oltre 200 i giovani medici in Veneto che non riescono ad accedere alla formazione specialistica, una loro rappresentanza ha manifestato questa mattina a Venezia. I volontari del gruppo di lavoro Via Piave perde la sede, per anni è stato presidio culturale ed educativo di un quartiere mestrino con ancora gravi problemi. Il racconto di un panificatore lidense rimasto al verde per salvare il suo negozio. I dipendenti dopo l'acqua alta di novembre non sono mai arrivati i rimborsi promessi. Degrado al villaggio Laguna, la denuncia di uno dei residenti ha portato a un botta e risposta tra il presidente dell'Ater Speranzone e la consigliera comunale pentastellata La Rocca. Buonasera, ben ritrovati in diretta all'edizione veneziana dei nostri notiziari. Anche qui in apertura vogliamo darvi conto, informarvi della notizia del grave incidente in cui è rimasto coinvolto l'ex campione di Formula 1 Alex Zanardi, residente in Veneto. Zanardi è stato coinvolto in un grave incidente stradale mentre stava partecipando alla staffetta Obiettivo Tricolore lungo la statale 146, siamo nel comune di Pienza. L'incidente sarebbe avvenuto appunto con un mezzo pesante, ci sono alcune dichiarazioni che sono già state riportate dai quotidiani nazionali. Zanardi è stato portato in ospedale a Siena con l'elicottero, la testimonianza del CT della Nazionale che seguiva la comitiva sul pulmino, dice è successo su un rettilineo in leggera discesa, appena prima la strada fa una leggera curva e Alex avrebbe invaso di poco l'altra corsia proprio mentre arrivava il camion che ha provato a sterzare senza però riuscire a evitare l'impatto. Zanardi ha riportato un politrauma, come dicevamo è ricoverato all'ospedale purtroppo in gravi condizioni. Andiamo subito a vedere, allora adesso torniamo nel veneziano, andiamo a vedere la tabella dell'azienda Zero, parliamo ovviamente dei casi di contagio da coronavirus. Le buone notizie sono che non ci sono stati nuovi contagi nelle ultime 24 ore, non ci sono stati decessi. I numeri per il veneziano sono questi, ovvero 2.680 tamponi positivi, quindi il totale dei positivi nel veneziano dall'inizio dell'emergenza, e invece 76 casi attualmente positivi. 298 sono le persone decedute, mentre 2.306 sono le persone guarite, i cosiddetti negativizzati virologici. 105 sono ad oggi i soggetti in isolamento. E apriamo subito il tema che di fatto è la notizia della giornata. All'indomani delle dichiarazioni del presidente Musolino e della bocciatura del bilancio per il secondo anno consecutivo, oggi ci sono state le reazioni della politica, in particolar modo del candidato e sottosegretario all'economia Pierpaolo Baretta. Dopo la bocciatura del bilancio dell'autorità portuale da parte di Comune e Regione e la successiva conferenza stampa del presidente Pino Musolino, che l'ha definito un colpo all'economia veneziana in primis, molte le reazioni dal mondo politico, tra cui quella del sottosegretario all'economia e candidato sindaco a Venezia Baretta. Sono rimasto molto stupito, perché se si pensa che un bilancio non vada bene, non in quanto tale perché il bilancio è inattivo, ma per altre questioni, andavano poste prima. Non si può bloccare l'attività di un'azienda così importante con un colpo improvviso di bocciatura di un bilancio. C'era tutto il tempo perché Comune e Regione manifestassero le loro perplessità e si andasse a un chiarimento che comunque va fatto. Il voto contrario di Regione e Città Metropolitana è un fatto molto grave che rischia di compromettere i benefici del decreto rilancio per i porti, ha dichiarato l'onorevole PD Pellicani, come lo stesso Baretta. Il rischio è che anche alla luce del decreto rilancio, che all'articolo 199 prevede nuove modalità di gestione per le attività portuali, col blocco del bilancio si arrestino le attività. Ecco perché insisto sul fatto che una mossa così
insomma appare più politica che di merito. Soprattutto io spero che si possa arrivare più presto a riprendere l'attività, perché mantenere ferma molte delle attività collegate al porto effettivamente è un danno per la città. Baretta risponde poi alle accuse del sindaco Brugnaro sul fatto che il governo abbia lasciato soli i comuni in piena emergenza coronavirus. Rispondo come sempre coi fatti: 400 milioni per aiutare le famiglie in difficoltà, 3 miliardi distribuiti per tutti i comuni d'Italia, mi pare che sia una lamentela che francamente non sta in piedi. Tutto il paese ha avuto delle difficoltà, qui è il momento della solidarietà, non della polemica. Tutti, il governo, i comuni, le regioni hanno avuto le loro difficoltà e hanno fatto la loro parte. Continuare in questo gioco di rimpiattino mi pare proprio sbagliato, francamente. La bocciatura del bilancio 2019 del Porto di Venezia entra in Consiglio regionale. Le opposizioni annunciano la presenza di interrogazioni che vogliono fare luce sulla vicenda. Il voto del Comitato di Gestione che ha bocciato il bilancio 2019 dell'Autorità Portuale di Venezia, col voto contrario dei 2 tecnici nominati da Regione e Città Metropolitana, entra nel dibattito politico. Le polemiche di queste ore hanno varcato i confini del Veneto e a Palazzo Ferrofini sono già pronte le interrogazioni delle opposizioni in Consiglio regionale. Non si tratta di politica ma di bilancio, risponde il presidente Zaia, per una questione che è e deve rimanere tecnica. Bisogna togliersi dalla testa, ha affermato Zaia, l'idea di una regia occulta. Qui c'è un tema di bilancio e mi sembra anche dal comunicato che non siano tecnicismi proprio buttati lì, cioè si parla di risorse, di accordi, quindi se due consiglieri, li chiamo così, 2 membri del comitato pongono una questione, se io fossi Musolino direi bene, io controdeduco punto su punto, chiamo in causa il collegio dei revisori del conto che diranno la loro, perché lì ci sono anche i garanti, no? Ma a tutt'oggi c'è solo la voce di chi ha votato contro. Ripeto, noi cittadini siamo chiamati a rispettare le scelte del Consiglio e a valutarle secondo poi il dibattito che ne esce, ma lasciate fuori la politica da sta roba. Fatica invece a considerare la posizione del Consiglio di Gestione esclusivamente tecnica e priva di avalli politici la consigliera del Movimento 5 Stelle Erika Baldin, che ha presentato un'interrogazione a risposta immediata chiedendo chiarezza rispetto a un'azione, ha detto, che avrà forti ripercussioni sul mondo del lavoro. Di una scelta che rischia di avere conseguenze pesanti parlano anche i consiglieri Francesca Zottis e Bruno Pigozzi, secondo i quali bocciare un bilancio con un avanzo di amministrazione di 25 milioni e un utile di 10, oltre che sembrare ingiustificabile, danneggia lavoratori e imprese non solo veneziani ma dell'intero Veneto. Anche i 2 consiglieri del Partito Democratico presenteranno un'interrogazione in Consiglio regionale. Nuove linee guida su trasporti e case di riposo, il tema della conferenza stampa oggi presso l'unità di crisi della Protezione Civile. Lunedì arriveranno le nuove linee guida regionali sia su trasporti che su case di riposo e centri disabili. Il Veneto è il primo in Italia ad affrontare un nodo che comprende anche trasporti privati come gli NCC. Per questo le linee guida sono al vaglio del Comitato Tecnico Scientifico. Abbiamo scritto la bozza dell'ordinanza, è stata mandata in Comitato Tecnico Scientifico, scusatemi se non mi sono ricordato di dirvelo, e lunedì anche questa verrà deliberata. Nel momento in cui ho il parere la firmo. Altro tema particolarmente atteso è quello delle RSA. In Veneto ci sono 300 case di riposo con 30.000 ospiti e oltre 30.000 operatori. Anche qui il parere del Comitato Tecnico Scientifico è atteso per lunedì, per un provvedimento che renderà più agile e leggero sia l'ingresso dei familiari in visita che la presa in carico di nuovi ospiti. Nelle linee guida si troveranno anche tutte le i vari soggetti, le varie categorie, quindi anche il discorso degli accessi per la salute mentale, per le dipendenze, per i minori in comunità, anche il discorso legato appunto agli eventuali permessi del pernottamento fuori se parliamo di disabili e quant'altro. Quindi insomma saranno linee guida che a tutto campo danno delle indicazioni ben precise. Sul fronte sanitario la Regione è anche impegnata nello smaltimento delle liste d'attesa che con l'emergenza Covid sono aumentate del 50% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Siamo in una fase nella quale non è facile gestire la mole di richieste di prestazioni, ma se potessimo fare una considerazione, abbiamo meno difficoltà a gestirla sul fronte sanitario della prestazione, ne abbiamo di più sul fronte della prenotazione, perché
Il collo di imbuto a livello di telefonate è un collo di imbuto importante per molte ULSS. Intanto la Regione ha pubblicato il bando per il rinnovo dei direttori generali delle 9 ULSS, delle 2 aziende ospedaliere e dello IOV, giunti a scadenza di mandato. Ultimo nodo aperto, la data delle elezioni. Fissata la finestra elettorale dal 15 settembre al 15 dicembre, Zaia ha ribadito come il 20 e il 21 settembre rimangano l'unica soluzione per l'Election Day. Mi aspetterei da un governo efficiente oggi un decreto che fissi la data del voto. Cioè, cosa stanno aspettando? Sono oltre 200 i giovani medici in Veneto che, pur essendo laureati e abilitati alla professione, non riescono ad accedere alla formazione specialistica ed entrare dunque in specialità. Una loro rappresentanza ha manifestato questa mattina a Venezia in campo Santa Maria Zobenigo davanti alla chiesa di Santa Maria del Giglio, a pochi passi dalla sede della Regione. Alcuni di loro sono stati impegnati in prima linea anche durante l'emergenza coronavirus, ad esempio nelle case di riposo. Il loro portavoce Camilla Ferronato e Leonardo Niero hanno chiesto che non ci si dimentichi di loro, e tra le richieste dei manifestanti anche il potenziamento della sanità pubblica. Ed è un momento particolarmente difficile per la Procuratoria di San Marco, tra i dipendenti in cassa integrazione, progetti che non sono partiti. Ne abbiamo parlato con il primo procuratore di San Marco, Carlo Alberto Tesserin. Con una lettera indirizzata al patriarca Moraia si è dimesso dal Consiglio della Procuratoria di San Marco Pierpaolo Campostrini. L'interessato si rifugia in un secco no comment, spiegando però che la sua scelta è stata motivata dai molti impegni lavorativi. Ma la sua decisione pesa e fa rumore, perché proprio lui è stato tra gli autori del progetto per difendere la Basilica dalle acque alte, lo stesso progetto che ha subito una brusca frenata. In autunno, se non ci sarà una svolta, la Basilica Marciana rischia di trovarsi ancora in pericolo nel caso di acqua alta. Il primo procuratore di San Marco, Carlo Alberto Tesserin, resta fiducioso. Noi operiamo perché Venezia, con la capacità della realtà della sua parte centrale, che sono le piazze di San Marco e quindi al suo interno anche la realtà della Basilica, perché ci sia da parte di tutti la certezza che Venezia, come oggi, come ieri, rimane elemento di grande attrazione per il mondo. Le riaperture sono state graduali. Dal 2 di giugno abbiamo aperto, primi nella realtà di San Marco, delle piazze, la realtà del campanile, che è tuttora aperto e che da domenica scorsa ha avuto la possibilità di fare il fine settimana fino alle 9:30 di sera. Dal 6 di giugno è aperta anche l'accessibilità al museo. Chiude a Mestre il negozio Piave 67. I volontari dell'associazione, che da anni si occupano attivamente della vita e del rilancio del quartiere, ora stanno cercando una nuova sede. Li abbiamo ascoltati. Il negozio Piave 67 è chiuso. Chi frequenta il quartiere sa che nonostante il nome non si tratta di un'attività commerciale e soprattutto che i tanti volontari che hanno messo in piedi e mantengono in vita l'associazione sono ben lontani dalla dichiarazione di cessata attività. Per ora hanno trasferito la loro sede di fronte al locale che gli era stato concesso in comodato d'uso gratuito, un trasferimento che è stata occasione anche per tracciare un bilancio dell'attività svolta in questi anni. Da ospitare avvenimenti, presentazioni di libri, presentazione di spettacoli, organizzazione di giornate tematiche, e credo che questo sia stato assolutamente riconosciuto e ci continua a essere riconosciuto da molte persone, anche in funzione degli attestati di solidarietà che ci sono pervenuti nel momento in cui sono venuta a conoscenza del fatto che dovevamo lasciare lo spazio. L'attività dei volontari ha rappresentato non solo un valore aggiunto per la vita sociale e culturale del quartiere, ma anche un presidio e un osservatorio di cittadini che non si stancano di denunciare fenomeni di degrado o criminalità e che hanno proposte concrete da affiancare all'attività delle forze dell'ordine per risolvere problemi gravi come lo spaccio di droga. Se ci fosse una possibilità di gestire, di approfondire, di capire le motivazioni che stanno alle spalle anche di questa richiesta e conseguentemente ci fosse anche da parte delle istituzioni, comune in primis, un rafforzamento di quelle strutture che possono
sul territorio e sulla strada, diciamo così, aiutare queste persone, forse la situazione si potrebbe risolvere più facilmente. A settembre era stato aperto un bando rivolto alle associazioni interessate ad usare alcuni spazi comunali, anche se, dicono qui, a condizioni economiche e di gestione non particolarmente favorevoli. Il gruppo di lavoro di Via Piave aveva richiesto gli spazi di Via Sernaglia, dove normalmente teneva un corso di italiano per stranieri. A settembre abbiamo ricevuto semplicemente una concessione momentanea dello spazio per un periodo di tempo molto limitato, però dopo non abbiamo più nulla e quindi diciamo, siamo ancora in attesa di sapere se il Comune è interessato a continuare su questa strada oppure meno. Ha cercato di salvare il suo negozio e soprattutto di non lasciare al verde i suoi dipendenti. Vi facciamo ascoltare il racconto di un panificatore lidense. Si chiama Sergio Pupola. I rimborsi tanto promessi per lui non sono mai arrivati. Ci hanno obbligato di fatturare tutti i danni. La parte che abbiamo denunciato ci hanno obbligati, se ci lasciavano stare, visti i tempi che corrono, che qua non si lavora, visti i tempi che corrono, potevamo pagare a 2 mesi, 3 mesi il fornitore e non avevamo tutti questi problemi. Il racconto del panificatore Sergio Pupola del Lido di Venezia è emblematico e spiega con le parole della concretezza l'odissea di molti imprenditori e commercianti veneziani che dopo la quarta di novembre si sono rimboccati le maniche, ma devono ancora vedere €1 dei rimborsi promessi. Cosa dobbiamo fare? Aspettiamo la prossima quarta. Bene. Spero che qualcuno veda questa intervista, perché dirò a tutti la prossima volta ci arrangiamo da soli. All'età di 76 anni è ancora sulla breccia al lavoro. Ha investito tutti i suoi risparmi per salvare l'azienda e salvaguardare i suoi dipendenti che, come Gianni Battagliarin, sono parte della sua famiglia. Per venirne fuori un po' qua, ma non sono tutti come me, avevo dei risparmi miei. Mi ha telefonato la banca, mi dice: signor Pupola, lei deve portare un po' di soldi perché qua non ce ne sono nel conto mio privato. Non parliamo delle altre cose, gli impegni sono impegni commerciali, quella è un'altra cosa. Ma nel conto mio privato, a 76 anni sto ancora lavorando, non ho una mezza lira nel conto corrente mio personale. Degrado a Villa Laguna, la denuncia di uno dei residenti che ha portato a un botta e risposta tra il presidente dell'Ater e la consigliera comunale pentastellata La Rocca. Questa è la situazione di degrado e sporcizia nella zona di Piazzale Zendrini a Villaggio Laguna Campalto, segnalata più e più volte da residenti e rappresentanti politici, ma sempre con scarso esito. Io ho fatto questa richiesta al 12 dell'11 del 2019, va bene? Se era possibile, ho detto al signor Speranzon, visto che mi ha dato l'appuntamento, di poter pulire e dare una bianchisada in sostanza per poter disinfettare questo ambiente. Visto che si parla di virus, qui si vede benissimo che andiamo in cerca veramente di beccarci un'altra malattia. Insomma, qua passano bambini e quindi trovo vergognoso che non veniamo mai ascoltati. E non ho avuto nessuna risposta. E il signor Speranzon doveva darmi una risposta a maggio, ok? Siamo a giugno e non si è fatto vivo, va bene? Basta spostarsi di qualche metro e c'è un altro problema. Questi sono negozi chiusi perché appositamente gli affitti li hanno talmente aumentati di molto che quindi la gente è stata in possibilità di poter starci dentro alla fine, ecco. E quindi col tempo si sono chiusi e non sono più stati riaperti. Almeno cerchiamo di coprire, di lavare, di pitturare e di poter chiudere col legno, che se visto non affittate, non date niente, qui addirittura non abbiamo neanche la guardia medica o dei dottori che avremmo bisogno, c'è il posto, perché non lo possiamo dare. In sostegno dei residenti è arrivata anche la consigliera comunale 5 Stelle La Rocca, cui il presidente di Ater, Speranzon, ha suggerito di informarsi meglio sulle competenze. Lei prontamente ha replicato: spiace che
sia invece stato replicato a mezzo stampa che avrei fatto confusione tra le competenze di Veritas e quelle dell'Ater, cosa che non è affatto vero, nel senso che sappiamo benissimo quali sono le competenze di Veritas e quelle dell'Ater, e all'Ater stiamo chiedendo di fare la sua parte. E poi soprattutto è stato negato il fatto che i cittadini avessero chiesto un aiuto che invece è stato richiesto, e non è stato richiesto, abbiamo anche dei documenti che lo attestano, quindi insomma non ci stiamo inventando nulla. La richiesta è che l'Ater si dia da fare per eliminare un po' di questo degrado. La richiesta al Comune invece è che assolutamente ripristini i mezzi minimi indispensabili per queste persone, e di Veritas che venga anche a fare un controllo dei tombini, perché l'ultima volta che sono stata qua ha piovuto 10 minuti e si è creata una piscina in tutto il villaggio Laguna. Ora, come ogni venerdì, andiamo insieme a vedere le previsioni del tempo per il weekend. Anticiclone delle Azzorre, che si sta spostando lentamente verso di noi, tende a proteggerci dal grosso dei sistemi perturbati che comunque scorrono ancora sulle Alpi. Lì danno fenomeni di instabilità anche intensi, qualcosa però scende verso la pianura, e complice anche il riscaldamento maggiore che ci sarà in questi giorni, potremo avere anche sulle nostre zone durante il primo pomeriggio qualche fenomeno, soprattutto sulle zone pedemontane, qualche temporale però molto limitato nello spazio e nel tempo. In sostanza questo fine settimana all'insegna del bel tempo, quindi cielo in prevalenza sereno sabato e domenica, tranne questa attività cumuliforme, questi cumuli legati anche al bel tempo durante il pomeriggio. I venti sono deboli dai quadranti settentrionali, le temperature sono in aumento, valori massimi che non raggiungono i 30 gradi ma si avvicinano a 26, 27, 28 gradi e tenderanno poi a aumentare nella prossima settimana. Per quanto riguarda le minime invece 16-18 gradi, l'Alto Adriatico è previsto poco mosso, anche se la tendenza è al mosso. La settimana poi continuerà, la prossima settimana, all'insegna del tempo stabile per gran parte della settimana, forse a metà settimana avremo un piccolo peggioramento e poi di nuovo bel tempo, quindi il tempo, la situazione tende a stabilizzarsi. È tutto. È tutto per questa edizione di TG Venezia, grazie per essere stati in nostra compagnia, arrivederci. Bentrovati al meteo. Condizioni di alta pressione sull'Italia e dunque anche sul nostro territorio, sarà bel tempo. Il dettaglio di sabato 20 giugno. Sul Veneto l'anticiclone garantirà un inizio di weekend stabile e soleggiato, cielo sereno velato in pianura, sulle zone montane o al massimo poco nuvoloso, ma qui saranno possibili anche degli occasionali acquazzoni. Temperature minime fino a 17 gradi, valori massimi compresi invece tra i 23 e i 28 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove anche qui sarà una splendida giornata soleggiata con cielo sereno e solo con qualche rovescio al pomeriggio sui rilievi. Temperature minime tra 16 e 17 gradi, massime invece tra i 25 e i 26 gradi. Infine uno sguardo al Trentino Alto Adige, tanto sole anche qui su tutti i settori, non si escludono tuttavia locali annuvolamenti e qualche temporale sui settori alpini di confine. Temperature minime sui 14 gradi, massime sui 26 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento.